Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio da Roberto Carta. Siamo in diretta dal campo di Gavoi per raccontarvi la 26esima giornata del campionato di eccellenza. Il Taloro Gavoi per trovare punti per la lotta a promozione, il Punti invece ha bisogno di ritrovare un successo per la lotta salvezza. Squadre che scendono in questo momento in campo agli ordini della terna arbitrale composta da Claudio Pili della sezione di Cagliari, due assistenti sono Filippo Noschese e Mirko Pili, entrambi di Oristano. Arriva l'annuncio dello speaker per le formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto per questo match. Stretti di mano tra i capitani, Roberto Mele per il Taloro Gavoi con la maglia numero 11, Cristian Luio con la maglia numero 10 per il Punti, che scende in campo con il completo blu celeste. Dall'altra parte completo bianco per i padroni di casa del Taloro Gavoi. Un buon divertimento a tutti. Inizierà la partita, il Punti che inizia la sfida, ancora qualche istante d'attesa nel frattempo che i due assistenti controllano le reti. Qui a Gavoi, i Punti che scende in campo con Samuele Murru, Davide Viale, Stefano Ruiu, Marco Puddu, Juan della Casa, Matteo Moro, Mattia Zara, Alessandro Piras, Mirko Tenerelli, Cristian Luio e Riccardo Oggiano. Dall'altra parte invece c'è Forzati tra i pali, Gabriele Soro, Antonio Fada, Giovanni Secchi, Simone Sau, Mauro Castro, Alessandro Pucedo, Emanuele Fois, Pierpaolo Falchi, Andrea De Lussu e il già citato capitano Roberto Mele. Queste le scelte di mister Mario Fadda. Ancora qualche istante d'attesa prima di poter cominciare questa sfida. Obiettivi diversi in campionato per le due squadre. Obiettivo comune oggi quello di provare a portare a casa il massimo risultato. I Punti che reduce dalla gara disputata 2 settimane fa a Villa San Pietro contro il Sant'Elena, corso turno invece rinviata, partita con la Ferini, mentre inizia con il primo possesso affidato proprio ai Punti, il lancio di Della Casa a cercare Moro in area di rigore, palla che rimbalza poi. Allora può avanzare il Taloro, anche se qui c'è l'errore di Secchi. La Casa torna dietro dalle parti di Murru. Serie di colpi di testa, anche falloso secondo l'arbitro, c'è stata una spinta ai danni di Riccardo Giano. Si riparte con un calcio di punizione a metà campo per la formazione di Cosimo Salis. Qui cercato dall'altra parte Ruio, palla molto lunga, finisce nel campo di calcio a 5 alle spalle della porta di Forzati. Aspetta il pallone dalla panchina, se n'è già andato il primo minuto. Allora Gavoi in piena lotta a promozione, una classifica veramente corta lì in alto. E altra palla che esce in rimessa laterale, andrà a battere Davide Viale con le mani subito a cercare gli attaccanti. C'è l'anticipo da parte di De Lussu, poi ancora i Punti, altro fischio, altro calcio di punizione in favore della squadra ospite. Il fallo subito da Davide Viale.
provare a far salire i suoi saltatori, squadra di Cosimo Salis. Questo calcio di punizione che andrà a battere Cristian Luiu. Parte il cross centro dell'area, c'è l'anticipo su Della Casa, palla allontanata fuori, ma ancora il Liputi che prova a spingere con Moro, non riesce ad alimentare l'azione offensiva. Mele controlla, viene incontro, poi la lascia lì per Secchi che alza questo pallone, dove c'è però Viale, qui colpo di testa, poi il Taloro che prova a rimettere ordine, impostare la prima vera azione offensiva della partita. Troppo profondo per il lancio per Mele, la chiama Murru, in sicurezza la blocca, fa ripartire Luiu, come sempre si abbassa per impostare così sulla linea dei difensori centrali. Qui l'apertura sulla destra non è precisa, palla che termina fuori, è ripartito il Taloro. Sau, provare a prendere campo il numero 5. Soro, ancora per Sau, dietro da Forzati, apertura sul lato opposto per l'ex portiere del Castiadas. Ora ad impostare, e palla che passa centralmente, dove però c'è solo Luiu, controlla, torna dietro da Murru. Ruiu, pallone alzato, la ricerca di Tenerelli, poi Oggiano sulla destra prova a passare, arriva anche Viale veloce come un treno, possibilità di mettere dentro un cross, l'area però è vuota, parte lo stesso il cross, stava arrivando a rimorchio Matteo Moro, troppo indietro e Lipunti poteva sicuramente accompagnare meglio l'azione offensiva con sovrapposizione di Viale. Il successivo cross ci prova dall'altra parte Ruiu, qui passa, finisce a terra, stavolta l'arbitro non fischia. Succede il rinvio dal fondo a Forzati, già battuto con il pallone per Fadda sulla sinistra, all'alzata cercare velocità di Falchi, Mele, Pugedu, scelte offensive. Quanto riguarda l'11 titolare di Mister Fadda, spizzata di Tenerelli a cercare Oggiano, rinvio lungo Samuele Murru, poi prova a mettere ordine Piras, lui poi di testa riesce a toccarla Samuele Murru, che la può così bloccare con le mani. Ruiu all'alzata, un anticipo di Sau che poi prova ad andare in verticale. Oggiano, tocco in verticale sulla stessa fascia per Tenerelli, qui duello davanti alla panchina di Cosimo Salis con il calcio di punizione in favore dei Lipunti, anzi in favore del Taloro. Contatto spalla a spalla lì, cioè qui c'è il fuorigioco di Falchi, visto ora da Claudio Pili della sezione di Cagliari, segnalato dal secondo assistente Mirko Pili, lui della sezione di Oristano. Murru alza il pallone alla ricerca di Tenerelli, qui duello aereo, scendono anche le proteste, in particolare quella di Simone Sau.
con Claudio Pili che ferma il gioco per andare a riprendere, cercare di smorzare un po' i toni questo avvio di gara. Mancino di Castro per l'apertura delle parti di Pugedo, c'è l'anticipo di Royo, poi altro colpo di testa per Mele, lui protegge il rinvio dal fondo, arriva il cross di Mele ma la palla era già abbondantemente fuori. Gioca anche col portiere, il punti, Murru poi la alza dove c'è Oggiano, vediamo il rimbalzo, favorisce il numero 11, poi serie di colpi di testa, anche quello di Asara non riesce a mantenere il possesso, formazione ospite, apertura dove c'è Falchi in 3, addirittura in 4, combinazione per provare a sfondare sulla sinistra da parte del Taloro Cavoi, anticipato poi Oggiano dall'ottima lettura di Castro sulla seconda palla, però arriva lì Punti che cerca di ripartire adesso con Puddu, palla per Oggiano che vuole andare da Viale, leggermente lunga, anzi era per Asara, palla in sovrapposizione per il numero 7. Gioco che riparte, Mele qui fermato, l'arbitro lascia giocare stavolta su questo contatto, ha fischiato i primi due su questi contatti aerei, adesso sembra che voglia far giocare un po' di più. Qui buona la spizzata di Tenerelli, non riesce ad arrivare Oggiano, c'è l'anticipo di Soro e ancora sulla sinistra che prova a passare il Taloro, buona la chiusura di Piras, poi palla troppo lunga per Falchi, Taloro che voi dicevamo lì le parti nobili della classifica, dove al momento c'è l'Ossese capolista con 51 punti, segue l'Ilva Maddalena con 50 e una parità in meno anche per la Ferini che di punti ne ha 49 come il Taloro Cavoi, 4 squadre raccolte in 2 punti, ovviamente più indietro la Nuorese che tra l'altro ha già giocato ieri l'anticipo contro il Budoni, prendendo 0-0. Mele la lascia lì con la suola per Soro, i punti riesce solo a chiudere momentaneamente, può resistere la pressione del Taloro, riduce dallo 0-0 di Arzana contro l'Idolo. Piras, arriva poi il cross, parte di Soro, decisamente impreciso, la combinazione tra Soro e Pugedo. Rinvio di Murru con il colpo di testa di Marco Puddu, prova a prolungare Oggiano dalle parti di Moro, poi Tenerelli la tiene lì, la lascia dietro per Piras, Puddu prova a tornare da Moro, linea di fondo, palla che scorre. Si riparte allora con il rinvio di Forzati, la gioca sempre in modo rapido, sempre corta per i suoi difensori centrali che poi possono provare ad impostare. Lancio lungo per Mele, stavolta perde il duello aereo il capitano del Taloro, anche se la seconda palla è sempre per i padroni di casa che possono provare ad impostare con Fois, poi bello il tocco in verticale per Secchi, buona anche l'apertura dalle parti di Fada, così il primo controllo riesce comunque ad andare per il cross, poi Secchi la palleggia, cerca il tiro al volo, colpito lui, timide proteste per un eventuale tocco con la mano da parte del capitano degli Punti, che sembrava però attaccata al corpo. Può provare adesso Viale ad avanzare palla al piede, subisce il fallo
con Falchi non trova il pallone. Sono arrivati anche gli applausi comunque del pubblico di Gavoi per la prima vera azione offensiva da parte dei padroni di casa. Qui Ruiu in anticipo va alla ricerca di Tenerelli, poi Mele prende posizione col corpo, lascia rimbalzare il pallone, scarica dietro per Fois e poi ancora Fadda, cercato l'esterno mancino del Taloro. Qui bella la combinazione centrale con Secchi, palla leggermente deviata con Fadda e si era inserito addirittura lì, poi Oggiano se ne va tutta velocità su Castro, norma del vantaggio, poi deve uscire dalla sua posizione Sau che chiude l'iniziativa di Oggiano sulla destra. Tocco con il braccio adesso fischiato da Emanuele Fois. Calcio di punizione, ancora posizioni simili alle precedenti per i punti. Salgono ancora i saltatori. Con il solito Luiu, ricatto della battuta. Qui direttamente in porta, sorpresa, provato Cristian Luiu, Forzati attento, la tiene lì, la blocca a terra. Poi aspetta che si risistemino, adesso lo scarico per Fadda, poi tra le linee cercato Fois, palla che non è uscita, si gioca sulla linea laterale di sinistra, vediamo se prova a cambiare anche lato il Taloro. Per adesso quasi tutte le manovre della formazione di mister Fadda sono arrivate da quella parte, cercato adesso sulla destra invece Alessandro Pugeddu, troppo lunga per il numero 7. Rinvio lungo ancora per Samuele Murru. Tenerelli tra due riesce a prenderla, poi buona la palla di Piras, alla fine alzata alla ricerca di Moro. Ultima a toccare Gabriel Soro, rimessa laterale per i punti, si appoggia ancora Piras. Azara la alza, Ruiu scommette sull'errore dell'avversario, errore che però non c'è, rimessa con le mani. Ruiu si incarica della battuta, vuole alzare la testa, cercare Piras, lungo Oggiano, cercato proprio il numero 11, palla che però non arriva, poi a vuoto Azara, allora si aprono gli spazi per il contropiede del Taloro, porta palla Fois al limite dell'area, prova a crearsi lo spazio per il tiro deviato, la blocca Murru senza problemi, doveva sfruttare sicuramente meglio questo contropiede, formazione di casa. Qui lancio lungo dall'altra parte, però Giano leggermente sbilanciato ancora il Taloro che si deve adesso risistemare, il controllo di Soro che si rifugia dalle parti di Forzati. Buona l'apertura sul lato opposto per Castro, può provare a prendere campo, imbucata centrale per Fois anticipato, e adesso si aprono invece gli spazi per i punti, che si perde qualche tempo di gioco. Poi buona la palla per Ruiu, duello con Soro, ultima a toccare Ruiu, rimessa laterale per il Taloro. Taloro Gavoi che ha già fatto ripartire l'azione. Mele, la palla passa per il capitano, centralmente non riesce a sfondare. Luiu, Puddu, apertura sulla destra, poi ancora Luiu, finge il lancio lungo, si riappoggia a Puddu, Oggiano cerca spazio con Viale Azara, entrambi aperti sulla destra. Chiude la difesa del Taloro che concede un'altra rimessa laterale. Il cross di Puddu, la ricerca
di Moro, poi palla al limite dell'area, prende col corpo Mele, spinto da Della Casa, arbitro che però sta lasciando giocare su questi contatti. Lui vorrebbe un appoggio corto centrale, alla fine va al lancio lungo per Tenerelli, provano a scambiare tutto di testa Tenerelli e Moro, alla fine Castro capisce tutto, può far ripartire l'azione. Il giocatore argentino Pugedu, larghissimo sulla destra, torna in posizione centrale dove c'è De Lusso. Castro stavolta si è sganciato lui per accompagnare l'azione, fare quasi il terzino sinistro. Attenzione qui, De Lusso non capisce dov'è il pallone, qualche problema anche per Marco Pudo, alla fine Liputi riesce a riconquistarla, può provare a ripartire con Tenerelli, la tiene lì fermato, ancora lascia giocare l'arbitro, Viale non passa, Tenerelli però è rimasto a terra. Puddu di testa, Tenerelli, palla per Oggiano, Castro qui buca l'intervento, c'è Forzati che esce dalla linea di porta, blocca senza problemi. Altra palla alzata per Mele, ancora duello con Della Casa, poi Falchi da dietro, Azara spinta, arriva adesso il calcio di punizione per il Taloro. Allontanata dalla difesa dell'Ippunti che però non riesce a trovare spazio, poi c'è anche una posizione di fuorigioco e il calcio di punizione per il Punti, palla che comunque era passata alle parti di Murru, forse poteva anche lasciar giocare, alla fine lui qui il lancio per Oggiano che ha tutto il tempo per controllare, poi non si crea lo spazio per il tiro, palla che arriva dalle parti di Piras. Ruiu prova a proteggere un pallone che però conquista il Taloro, ultimo a toccare poi Secchi con Piras che può andare con le mani, anzi Ruiu, Puddu qui, palla che esce, se protesta Puddu. Riparte il Taloro con questa rimessa laterale, palla sul lato opposto dove c'è Castro, Fadda, Falchi cercava l'1-2 centrale con Fois, chiuso in rimessa laterale. Qui serie di tocchi, alla fine allontana il pericolo Luio. Qui vince il duello con Castro Tenerelli, molto largo sulla destra, aspetta l'arrivo dei compagni, poi prova a mettersi in proprio, arriva il contatto con il calcio di punizione, il fallo di Fois su Tenerelli, ha rallentato aspettando i compagni, poi accelerato all'improvviso, vedendo impreparato Fois. Qui punizione già battuta a Viale, il cross dove non arriva nessuno, battuta a sorpresa questa punizione che ha liberato bene il cross Viale, cross però impreciso, troppo profondo, troppo alto. E attenzione ad Azara, recupera un altro pallone, alza la testa Azara, cerca il tiro in porta, palla fuori ma con deviazione, calcio d'angolo per il Punti.
prova ad alzare i giri del motore. Passati 22 minuti, per il momento i 30 punti di differenza in classifica tra le due squadre non si sono visti in campo. Azara a battere questo calcio di questo calcio d'angolo. La bandierina, il 7 degli punti, arriva il cross altezza primo palo, allontana Falchi, poi Luiu sinistro al volo, più un tentativo di alleggerimento che un vero tiro in porta, anche perché in quelle situazioni bisogna colpire la sfera così come arriva, c'è tempo per aggiustarsela. Qui proprio lui adesso sfidato in velocità con Pugedu, attenzione, Pugedu mette il pallone in mezzo, Murru salva, poi Ruiu riesce ad allontanare. Primo vero squillo del Taloro, 22esimo. Con Alessandro Pugedu sulla destra, sfondato, messa forte, altezza primo palo, Murru attento. Il palla dovrebbe essere uscita, rimessa laterale per i padroni di casa. Falchi, tocco dietro per nessuno, Oggiano la protegge, si appoggia a Piras, Puddu, Coroggiano, Piras, Puddu, traseggia bene anche in spazi stretti e le punti, alla fine Puddu si porta a casa il calcio di punizione. Della casa caricato di battere questo calcio di punizione, palla alta, poi il colpo di testa di Tenerelli, ancora Ruiu, è passato adesso Moro a dare copertura all'iniziativa del suo esterno, mentre il Taloro prova a passare dall'altra parte con Oggiano che non riesce poi a controllare dopo il tocco che aveva fermato l'iniziativa sulla corsia a sinistra della formazione di Mister Fadda. Gedu torna dietro le parti di De Lusso. Ancora il numero 10, controllo non perfetto, Azara ne approfitta, l'ha recuperata il Lipunti che prova a ripartire con Tenerelli, costretto ad abbassarsi. Luiu qui alza il pallone nel tentativo di cercare Ruiu, che va comunque sulla palla a dare pressione, non accompagnata però dai compagni di squadra. Allora palla scoperta Lipunti che si deve risistemare dopo questo lancio di Cristian Luiu, che dicevamo in apertura si abbassa quasi sulla linea dei difensori per impostare l'azione, in realtà sta facendo il difensore centrale in coppia con Dalla Casa. Linea 4, mentre qui il tiro, il gol del Taloro che sblocca il match dopo 26 minuti, gran destro dalla distanza di Pierpaolo Falchi, 1-0 Taloro. Concesso il tiro dalla distanza al numero 9, padroni di casa. Provato l'angolino basso opposto, poteva mai arrivare Samuele Murru. Gran bel gol, 1-0 a sbloccare così la partita. Adesso arriva però la reazione con Viale
del Lipunti, non riesce a mettere dentro il pallone esterno destro. Qui ancora il Lipunti a recuperare il possesso, azione insistita, qui passaggio troppo lungo per Moro. Pucedo con la trattenuta, e qui dal regolamento ci dovrebbe essere anche il cartellino, graziato dall'arbitro Matteo Moro, che aveva perso il pallone. Poi ha fermato con questa trattenuta Pucedo. Riparte Sorosau e poi Castro, ancora il Taloro avanti grazie al gol di Falchi. Può arrivarci invece Roberto Mele su questo lancio lungo. Falchi, Mele, ancora Falchi, tutto al volo, tutto di prima. Viale deve chiudere, concedere il calcio d'angolo ai padroni di casa. Adesso stanno legittimando anche il vantaggio, stanno provando a continuare ad attaccare sull'onda dell'entusiasmo dopo il gol. Punti che dall'altra parte dovrebbe invece cercare di reggere l'urto, continuare a fare comunque la sua partita. Qui arriva il colpo di testa di Falchi a rimettere il cross in mezzo. Adesso il corner è dal lato opposto, dato a Pucedo. Mischia in aria, tante marcature a uomo per il Lipunti, attenzione anche ai tagli sul primo palo, altezza, secondo palo invece c'è Roberto Mele, 1-2 micidiale, 2-0 Taloro, che prima la sblocca e poi la raddoppia. Cross di Pucedo, smarcato benissimo il capitano Roberto Mele. Adesso Lipunti che ha accusato inevitabilmente il colpo. Giocato 25 minuti ottimi qui a Gavoi. Il Taloro è stato più cinico, però le prime vere occasioni avute ha segnato e raddoppiato nel giro di 2 minuti. Mele, Falchi non la tiene in campo, messa laterale per gli ospiti. Messa laterale lunga, Tenerelli prova a prolungarla per Uggiano, ancora il tocco Marco Puddu, chiusura, concede un'altra rimessa laterale agli punti, decisamente più avanti rispetto a quella precedente di Viale, con Puddu che riceve proprio dal numero 2, poi il tocco dietro per Azara, palla alzata non benissimo, si aprono gli spazi per il contropiede, Ruiu qui riesce a chiudere bene in diagonale, evitare anche la pressione di Pucedo e poi di Secchi. Alla fine ancora la formazione di Cosimo Salis che va in avanti, qui il cross dalle parti di Forzati, piccolo brivido sull'uscita che sembrava sicura del portiere laziale. Poi qualche rimpallo, l'incertezza di troppo, ha rischiato di concedere una grande occasione agli punti. Terminato subito l'ex portiere del Castiadas, arrivato dopo la rivoluzione. Sarrabesi, arriva qui il cartellino giallo, il primo della partita. Andare al batto adesso Castiano adesso è
Solito lui battere questi calci di punizioni, tutti da sfruttare. Cata corta per Puddu, mette dentro il cross con il mancino, l'uscita di Forzati, la porta è vuota e i punti non riesce a trovare spazio per il tiro, prova a crearselo Tenerelli, Murato, palla che resta però ancora al limite dell'area, Oggiano anticipato, poi Azara, alla fine palla lunga per Puget, sarebbe ritrovato solo contro Murru. Ruiu cambia tutto dalle parti di Viale, arriva Falchi, dare una mano in difesa. Piras, Puddu prova ad andare da Viale, buona la palla, vediamo se arriva anche il cross, bello tagliato dalle parti di Moro che non riesce a controllare in area di rigore. Colto, fuori tempo Forzati su questo cross di Viale. Moro sul secondo palo, non è riuscito a controllarla. Qui occasione, qui i punti non è riuscito a concretizzare. Attenzione al lancio per Pugedu, prova sempre ad andare alle spalle della linea difensiva, cercare un po' con la linea del fuorigioco il numero 7, sfruttare la sua velocità. Piras ultimo a toccare, rimessa laterale ancora per il Taloro. Mele prova a lottare su questo pallone il capitano autore del gol del 2-0, poi li punti ancora ad uscire molto bene dalla pressione. Puddu la porta centralmente, pressato dall'altro numero 4 ovvero Secchi, poi Piras, Moro, Ruiu, tutto di prima, cercare questo pallone lungo per Uggiano che ci crede comunque, va a dare pressione a Sau, attenzione alla palla per Tenerelli, l'intervento di Castro è sul pallone. Salvato un gol praticamente Castro, poi ancora apertura per Pugedu, indiavolato qui sulla destra. Ruiu chiude. Fois dalla bandierina, Pugedu si smarca sul primo palo, può tornare da Fois, arriva il cross, allontana Luio di testa, Oggiano prova a tornare dietro per recuperare questo pallone, lui che era rimasto in avanti per dare una soluzione per un eventuale contropiede. Fine ancora il Taloro però da amministrare con Forzati, smorza bene il pallone per Castro, ancora Taloro, può provare ad impostare Falchi, ancora serie di 1-2 con Fadda. Mele può cambiare tutto il Taloro dopo aver costruito bene sulla sinistra, cercato Secchi, non passa dalle parti di Luiu. Adesso prova a giocare anche un buon calcio il Taloro Gavoi dopo i 2 gol segnati, rapida successione da Falchi e Mele. 2-0 del capitano arrivato su calcio d'angolo battuto da Pugedu. Adesso torna a batterlo il numero 7, parte il cross, troppo su Murru stavolta, vediamo se riesce ad andare subito da Oggiano, 1 contro 2 in quella porzione di campo in cui ha rinviato il portiere, poi Soro riesce a tornare da Forzati, in qualche modo alleggerire la situazione. Apertura sulla destra per Secchi, apertissimo come sempre Pugedu, c'è Ruiu che deve salire a dare pressione, grande contromovimento di Pugedu. Adesso con calma il Taloro a gestire. Puddu prova a dare pressione, l'apertura sulla sinistra
Fois si è aperto ma oltre la linea difensiva degli punti. Fuori gioco, fischiato. Punizione in diretta, la squadra ospite della casa. Ma lui al rinvio lungo, spizzata di Tenerelli per Oggiano, fermato prima da Castro poi da Soro, allontanato dalle parti di Pugedu. C'è Ruio che deve dare pressione, buona la chiusura di Ruio, vediamo se la tiene anche in campo. Non la tiene in campo, la rimessa laterale è per i padroni di casa. Serie di colpi di testa, qui Azara riceve da Piras il tocco per Tenerelli che lamenta un tocco con la mano. Calcio di punizione che lui a sorpresa calcia in porta, almeno quella era l'idea, palla fuori. Non la prima punizione battuta a sorpresa dal Punti. Volta non è riuscito lui a trovare lo specchio della porta difesa da Forzati, e su quella battuta sorpresa in precedenza aveva liberato molto bene al cross viale sulla destra. Falchi la mette giù, poi torna dietro, no, l'ha recuperata Puddu. Piras, Luiu, Murru, il rinvio del portiere degli Punti, Oggiano di testa non riesce a indirizzarla dove c'è Tenerelli, solo dove c'è Castro, che il Taloro gioca con il portiere. Forzati, Soro, Pugedu, Ruiu stavolta riesce a fermare l'iniziativa del 7 del Taloro. Il lancio per Mele, l'anticipo di Dalla Casa, poi Moro prova a proteggerla, Soro passa davanti solo per un attimo, concede la rimessa con le mani agli Punti. Con l'inquadrato Ruiu scambia con Puddu, poi di testa Piras, alla Casa, centrale imbucata, letta da De Lusso, troppo lungo il pallone per Falchi. Dalla Casa può andare in anticipo, la tiene anche in campo Viale ma la perde sulla successiva pressione di Fadda. Alla fine rimessa laterale al Taloro Gafoi. De Lusso, spazio per il cross e per il tiro in porta non c'è, allora si va dalle parti di Soro. C'è Mele, controlla e torna dietro dove c'è Forzati, propone De Lusso, fa molto bene tra le linee, sale solo adesso Puddu a disturbare il 10 del Taloro, scambia nuovamente con Forzati, alza la testa stavolta estremo difensore del Taloro Gavoi, rinvia direttamente dalle parti della sua panchina del suo allenatore. Viale con le mani, lunga per Oggiano, di testa, fischiata la spinta se non abbiamo capito male. Sì, calcio di punizione per i Punti, schiatto il fallo di Castro. Casara adesso sul punto di battuta con Luiu che va a saltare, meglio limite dell'area del Taloro che si riempie. Qui attenzione, il colpo di testa che può favorire Luiu, il tiro di Cristian Luiu riapre la partita il capitano degli Punti. 2-1 a 4 minuti dall'intervallo. Gli sviluppi nell'ennesima palla inattiva. Cristian Luiu completamente dimenticato sul secondo palo, accorcia le distanze.
le proteste di Mele forse per il calcio di punizione concesso, da cui poi è nato il gol ospite. Ora qualche istante d'attesa prima di poter riprendere il gioco, il pubblico di casa incita la formazione di Mister Fadda. Si riparte. A ribattere il calcio d'inizio, alcuni giocatori del Taloro sono partiti prima nella battuta di Mele. Ora si perde ancora qualche istante questo finale di primo tempo in cui non sono mancate le emozioni, con 3 gol arrivati tutti nella seconda parte di primo tempo. Luio qui di testa la regala a Pugedo, poi prova a chiudere, concede il calcio d'angolo, rimasto a terra dolorante il capitano degli Punti. Vediamo se riesce ad alzarsi per riprendere posizione in area di rigore. Tutto il Punti ad eccezione di Oggiano nella propria area. Ancora Pugedo a battere il corner, altezza, primo palo, palla che arriva a Mele, poi finisce a terra, Pacchi, contatto che lascia qualche perplessità. Arrivano le proteste del 9 del Taloro, mani in testa, arbitro lì vicino, lasciato giocare. Ancora per un brivido per i Punti sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Qui attenzione al lancio lungo, Zara di testa, Uggiano, Moro, Puddu da terra in scivolata, riesce ad andare da Moro che invece non riesce a controllarla. Il fallo poi di Moro su Soro. Si accende anche il finale dal punto di vista emotivo allora nel primo tempo, non solo per il gol, per il bel gioco che comunque entrambe le squadre stanno esprimendo. Il Taloro che vuole legittimare la posizione in classifica, il fallo subito da Fadda, Punti che invece vuole uscire dalla zona play-out. Deve essere di 1 minuto la segnalazione del recupero, tesa incalzata la lavagnetta. Sinistro di Castro, tutti i giocatori d'eccezione di Forzati nella metà campo degli Punti. Altra spinta con Mele protagonista, il pallone che scorre per il rinvio dal fondo di Samuele Murru. In testa di Sau, poi rimanda dall'altra parte 2 volte dalla casa, alla fine deluso colpo di tacco, poi alla fine palla che resta lì. Fadda, iniziato il recupero, 60 secondi prima di rientrare negli spogliatoi. Palla molto lunga per Pugedo che prova a tenere viva, addirittura un colpo di tacco però favorisce solo la ripartenza di Ruio. E la alza dove c'è Castro, serie di colpi di testa. Tenerelli può andare da Viale, non si tira indietro se c'è da spingere. Qui la palla però è troppo lunga per l'esterno destro del Punti. Finisce il primo tempo, un bel primo tempo, Taloro avanti 2-1 dopo 45 minuti, piccola pausa anche per noi, poi torniamo in diretta da Gavoi per il secondo tempo della partita. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale.
IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Amici di Directa Sport, siamo tornati in diretta da Gavoi. Taloro Gavoi 2, Li Punti 1, questo dice il punteggio dopo i primi 45 minuti. Primo tempo che si è sbloccato più o meno a metà con il vantaggio dei padroni di casa firmato da Falchi. Il raddoppio immediato di Mele con Luio suonare la carica per i punti prima di tornare all'intervallo e aprire la partita. Il capitano della formazione di Cosimo Salis, sviluppi di un calcio di punizione completamente lasciato solo sul secondo palo, tutto il tempo per calciare forte, mentre qui Oggiano prova a dare pressione, poi c'è Fada che sbaglia tutto, Puddu anche lui controllo così, recupera il Taloro, bello il pallone con l'esterno per Falchi, la deve mettere giù, arriva anche Viale, Falchi cerca l'apertura sul lato opposto per Pugedu, va capito tutto Luio, torna, poi palla dentro con Oggiano, serie di trattenute sia di Oggiano che di De Russo. L'arbitro lascia giocare con i punti che può continuare ad impostare anche negli ultimi 20 metri. Qui l'ha lasciata passare Piras con Tenerelli che si era allargato sulla sinistra, non può però arrivarci il 9 dei punti, rimessa laterale per il Taloro.
serie di colpi di testa con il pallone che adesso è per padroni di casa. Rimessa laterale di Soro alla ricerca di Mele, poi Secchi vince il duello aereo Piras, poi gioco pericoloso fischiato contro il Taloro. Luiu, quanto è lui questo calcio di punizione, palla tagliata che rischia di sorprendere Forzati, non ha letto bene la traiettoria il portiere del Taloro, palla che è passata senza che nessun giocatore riuscisse ad intervenire. Fadda prova a lanciare sulla corsa Fois, palla troppo lunga però per il centrocampista del Taloro. Murru stavolta la gioca corta per Luiu, il lancio Tenerelli, sponda di testa, Moro non ci arriva, poi altra palla alzata con Pujeddu, il fuorigioco. Proteste del pubblico per questo offside fischiato contro Pujeddu, segnalato dal primo assistente Filippo Noschesi di Oristano. Lui ha già battuto il calcio di punizione alla ricerca di Oggiano, prova a metterla giù con il petto, poi serie di tocchi. Falchi la sinistra prova a prendere campo, arriva Viale, dare pressione con Azara che lo aspettava. Falchi cerca un tocco centrale, lui qui rischia di complicarsi la vita, torna dietro da Murru, cross lungo con Oggiano che ha provato a prendere posizione, anticipato nettamente da Castro. Attinelli con la sola Falchi cerca il tocco per Mele, palla che è uscita fuori. Messa laterale per il Taloro. Qui la spizzata, Falchi va da Pujeddu dall'altra parte, palleggia, poi cerca spazio per il tiro, spazio che non c'è. Moro non riesce a ripartire, se la allunga male il 6 dei punti. Poi il tocco dentro per Pujeddu, troppo profondo. Esce Murru, sicuro. Rinvio lungo. Poi Azara. Attenzione ancora al Taloro. Falchi, serie di doppi passi, poi il tocco dietro con Pudu che può far ripartire Oggiano, situazione di 2 contro 3. Oggiano prende campo, limite dell'area, se la mette sul sinistro, vuole andare da Tenerelli, tocco impreciso. Qui poteva sfruttare meglio la situazione Oggiano. Stesso che però ancora buono per i punti, può restare lì Azara. Tenerelli, Giano vorrebbe il pallone, Tenerelli calcia col mancino sul fondo. Rinvio dal fondo. Per Forzati. Arriva il fischio per il calcio di punizione tra le proteste generali.
gioco fermo, ma a ripartire subito con questa apertura alle parti di Soro. Poi arriva il cross ancora lì dalle parti di Fois, che non trova spazio per calciare. Castro in anticipo su Oggiano, ma dove c'è Asara tra le linee per Puddu, la lascia lì per Piras, ancora Puddu, stava andando in azione offensiva, si poteva lasciare giocare per il vantaggio. L'arbitro ha fischiato il calcio di punizione a centrocampo per il Lipunti. Un Puddu che protesta. Ancora a terra Piras, addirittura chiamato aiuto alla panchina. Tutto a posto per Piras, costretto comunque ad uscire momentaneamente. Palla troppo profonda per i saltatori di Cristian Luiu. Castro, cioè, dopo il rinvio dal fondo di Forzati, porta palla all'argentino, lancia lungo alla ricerca della solita sponda di Mele, duello con Dalla Casa. Stavolta spinge troppo, calcio di punizione già battuto con Mele che vuole andare da Falchi, possibilità di andare all'uno contro uno, palla dentro, poi fuori, poi se la piazza dove c'è Murru e la blocca. Azione ben manovrata dopo il calcio di punizione, molto a sorpresa qui Puddu con il tocco all'indietro, rischiando anche qualcosa, poi sbaglia anche lui. Alla fine Murru la alza, colpo di testa, Puddu, Tenerelli, pallone dall'altra parte, arriva il cross di Ruiu, allontana Fadda, poi al limite dell'area del Taloro il fallo di Tenerelli su Secchi. Luiu dietro da Murru, poi il colpo di testa di Tenerelli, troppo profondo, con Forzati che controlla. Ancora Forzati, si alza piano piano la pressione, poi altra palla lunga, arriva il primo cambio in casa Lipunti, fuori con la maglia numero 4 Marco Puddu, dentro al suo posto Manuele Fini, figlio d'arte, il numero 20 dei Lipunti, aggiunge qualità dentro le punte, fa di fatto la stessa posizione di Puddu, trequartista. E ancora le spinte fischiate dall'arbitro Claudio Pili.
Eccellenza nel frattempo sta giocando anche su altri campi. Segnaliamo l'1-1 tra Bosa e Guspini, altra gara prodotta diretta da Directa Sport, potete seguire sulla pagina del Bosa. Qui non mancheranno highlights e interviste nei prossimi giorni sui canali di Directa Sport. Qui c'è il vantaggio dell'Idolo ad Arbus per 1-0, il Val Maddalena avanti 1-0 con la Seminese, 2-0 anche del Sant'Elena sul Portorotondo, mentre 0-0 tra Ossese e Monastir. Particolare il risultato dell'Ossese, anche quello dell'Ilva Maddalena, quelli che interessano di più al Taloro Cavoi. Forzati al rinvio lungo, Mele sponda di testa, Secchi, c'è Puceddu lungolinea, non passa il pallone, rimessa laterale. Puceddu, ancora fermato il 7 del Taloro. Fuori gioco, schiatto a Secchi, la sponda di Mele. Lancio lungo con Fini che a gambe prova ad arrivare su questo pallone, Forzati la alza, centrocampo, così nessuno interviene sulla prima palla, poi alla fine il lancio, l'apertura qui sulla sinistra per Falchi, troppo profonda. Viale con le mani, non arriva a tenere lì. Falchi lascia lì per Fadda, prova a giocarla a lungolinea, il destro, palla fuori. È stata una deviazione secondo l'arbitro, la rimessa laterale per il Taloro. Un Fadda si incarica della battuta. Castro cambia tutto, fa male però Moro la lascia a Ruiu, Ruiu non ci arriva, alla fine la riconquista lasciando passare questo pallone in punti, rischiato, un'azione che poteva invece essere promettente sull'errore del Taloro. Poi la palla che esce fuori, la rimessa laterale sul lato opposto vicino alla panchina di Mario Fadda e per la squadra ospite con le mani non arriva mai ad Oggiano con la palla. Altro lancio dalle parti della panchina di Salis, messa nella metà campo del Taloro però per i punti. Un Ruiu, Fini non ci arriva, Puceddu palleggia, poi prova ad andare da Mele. Secchi, colpo di testa, pallone per Viale, Murato, il lancio lungo da Falchi che può alzare la pressione qui dalla casa con personalità. Asara, limite della propria area, Luiu la alza per Ruiu, può prendere campo l'esterno sinistro del Lipunti che si accentra, prova ad andare per via centrali da Fini, ancora Ruiu va a calciare con il destro, troppo debole per i pensieri rinforzati. Moro
con Mele che è rimasto a terra, si gioca il pallone per Tenerelli, l'uscita dei forzati, c'era comunque fuori gioco del 9 degli punti, la bandierina del secondo assistente Mirko Pili che si è alzata nel momento in cui Tenerelli ha provato ad intervenire. Attenzione a Falchi, il cross con il sinistro sul lato opposto dove c'è Pugedu, deviazione con Secchi che può poi andare a calciare, Ruyumura De Lussu, Soro resta in proiezione offensiva il Taloro, il cross di Pugedu troppo profondo, senza nessuna possibilità di intervento per i giocatori sia degli punti che del Taloro. Invio corto di Murru dalla casa che ha spazio per portare ed impostare, poi arriva il lancio alla ricerca di Tenerelli, attenzione al rimbalzo con Sau che protegge il rinvio dal fondo e poi qui Tenerelli a terra Sau e poi altra pallonata e qui inevitabile il rosso. Si accende anche una mischia. Ingenuità di Mirko Tenerelli qui. Un pallone già uscito. Adesso lì punti sotto di un gol e sotto anche di un uomo. Continua però ad accendersi la mischia sul campo di Gavoi, osserva la situazione Claudio Pili di Cagliari, la partita che si è incattivita adesso. Dovrebbe ripartire con il rinvio dal fondo per Forzati, visto che Sau aveva provato a difendere proprio il rinvio dal fondo e lì Tenerelli si è beccato il cartellino rosso. Tornato negli spogliatoi Tenerelli, aspetta soltanto l'ok dell'arbitro per poter ripartire il gioco. Arriva adesso rinvio dal fondo per Forzati. Mele di testa, Secchi, palla lunga per Pugedu, prova a proteggerla lui, palla che è uscita. Adesso sembra essersi disposto con un 4-4-1 lì punti, finita numerica, Fini si è allargato a destra, Asara a sinistra, Moro stava giocando da mezzala a sinistra in mezzo adesso con Piras, sistemato così la sua squadra. Qui Murru rischia sulla pressione, concede alla fine la rimessa laterale. Falchi prova a mettere il pallone in mezzo, la chiama Murru, la aspetta e la blocca lì. Luio Ruio, Asara non riesce a tenerla in campo, reazione del Taloro, concedere
Questa rimessa, poi il cambio a cercare Fini, Falchi fermato, poi serie di colpi di testa, Mele riesce ad aprire per Falchi, può andare all'1 contro 1 Falchi, preferisce aspettare, riniziare da dietro. Qui Fadda trova un passaggio intelligente per De Lusso che allenta la pressione. Non passa il pallone per Pugedu. De Lusso, Pugedu, palla ancora lì con il tocco poi di Pugedu, destinato a spegnersi sul fondo, la protegge Ruiu. Azara, lancio per Oggiano, il suo unico riferimento offensivo sulla di Cosimo Salis. Fini di testa, poi controlla il pallone Fadda, palla dietro, lui si riappoggia a Murru, Giano non interviene di testa, preciso il colpo di testa di Sau, poi la palla di De Lusso per Pugedu leggermente lunga. Buona l'idea per provare ad innescare gli esterni offensivi del Taloro, parte di De Lusso. Attenzione a Viale, batte di fretta per Fini, non la controlla ancora Fini, poi Viale insiste, il Punti sotto di un gol, sotto di un uomo, per provare anche a rischiare qualcosa mentre arriva il primo cambio per il Taloro. Fuori con la maglia numero 7, agli applausi del pubblico di Gavoi, Alessandro Pugedu. Dentro con la maglia numero 20 Filippo Litarru. Cambia dal punto di vista tattico l'assetto per mister Fadda. Viale con le mani, non sa bene a chi darla, poi Oggiano se l'ha smarcato bene, il pallone però rimbalza tra le gambe del numero 11 degli Punti e rinvia dal fondo per Forzati, ma c'è il cambio anche per la formazione di Cosimo Salis, forse è doppio, fuori sicuramente con la maglia numero 7 Azara, dentro con la maglia numero 16 Andrea Usai, mentre l'altro cambio maglia numero 6 fuori Matteo Moro, dentro con la maglia numero 18 Madeddu, Gervasio Madeddu. Madeddu si sistema a largo a sinistra, mentre ci correggiamo, non è la numero 16 ma il numero 15 Gabriel Vabablo che si sistema a centrocampo. Posto di Azara. Di fatto esterno, centrocampista centrale. Cosimo Salis per risistemare la sua squadra. Corriamo in inferiorità numerica dal 17esimo del secondo tempo per il rosso di Tenerelli. Messa laterale
per il Lipunti, pallone alzato, la ricerca di Oggiano, poi attenzione, batte a sorpresa ma la posizione stavolta non è corretta. No, se batte solito lui, sì, aggiustare il punto di battuta. Palle inattive da sfruttare adesso con l'inferiorità numerica. Lui, altra palla tagliata dalle parti di Forzati, indeciso, precedenza su un'uscita, ha provato soluzioni in porta, la distanza comunque proibitiva, stavolta sicuro l'ex portiere di Castiada Sellanosei, Sardegna ormai diversi anni. Anche se originario di Latina, qui attenzione al recupero palla del Lipunti, si può distendere il contropiede, un 4 contro 5 con Fini, si accentra ancora Fini, palla lasciata lì per Val Pablo, saggio impreciso per Viale. È sempre fa variare, però le tenute alla casa Val Pablo, sbaglia il controllo, poi Secchi, Tarru cercava Falchi dall'altra parte, dalla casa sulla pressione di Mele, resta a terra. Ruiu prova a liberarsi dalla pressione di Litarru, ancora Ruiu, nessuno degli punti a dargli una mano, alla fine porta a casa la rimessa laterale. Piras al Pablo, Ruiu finta, poi Piras, Ruiu atterrato fallosamente, calcio di punizione per i punti. Terra dolorante, Ruiu resta lì in zona battuta, sarà Luiu però a battere il calcio di punizione, posizione ancora defilata, ancora direttamente in porta, Forzati le spinge con i pugni, poi Piras limite dell'aria, si coordina per il destro, deviazione e calcio d'angolo. Fini, caricato della battuta dalla bandierina. Il cross, cercare quasi la porta di Emanuele Fini, poi pallone che esce, zona parcheggi nell'impianto comunale di Cavoi. Aspetta un altro pallone alla panchina del Taloro, il solito Fini va a incaricarsi della battuta, stavolta la gioca corta, Oggiano, Fini deve controllarla, rimette dentro il cross che diventa quasi un tiro, palla sul fondo, alla mezz'ora sfiorato il gran gol Emanuele Fini. Altro cambio in casa Taloro. Esce Grande Lusso con la maglia numero 10
Entrato con la maglia numero 15 Mattia Fadda. Litarru con la mano, abbastanza evidente il calcio di punizione per i punti, con Luiu subito ad aprire dove c'è Fini, palla fuori, rimessa laterale anche con l'uomo in meno, il punti spinge sul campo di una delle pretendenti al titolo del campionato di eccellenza. Viale qui si porta avanti il pallone, da una mano in fase difensiva Falchi, ultima a toccare Viale. Roberto, soffiando in tribula. Terra Falchi e Valpablo. Valpablo calcia l'attenzione qui a Falchi, si accende ancora la partita con Falchi e Valpablo. Luiu battere il calcio di punizione, mentre l'arbitro prova a calmare gli animi ancora tra Falchi e Valpablo. Stavolta dalla destra il calcio di punizione per i punti. C'è molta distanza dalla barriera, infatti se ne lamenta adesso Luiu. Partire il cross del 10, deviato da Mattia Fadda, messa con le mani per Fini. Viale cerca di conquistare il calcio d'angolo, si aspetta il pallone, sarà ancora rimessa laterale. Per i punti Uggiano e Fini provano a smarcarsi, Viale va da Uggiano, Carmela a dare una mano, poi attenzione al tiro di Valpablo con Forzati che deve alzare sopra la traversa, sembrava scendere tra Forzati e la traversa il pallone, Forzati per un attimo l'ha lasciata passare, poi ha messo la mano e ha concesso il corner. Luiu battere calcio d'angolo, terza primo palo, Falchi alza di testa, poi Mele, ancora Luiu, la finta, se la mette sul mancino, linea di fondo, la mette in mezzo, il pallone non è uscito, con Fini che litiga un po' con il pallone, tra tante maglie bianche, tra tante gambe bianche, difficile però poi il tiro di Dalla Casa in azione offensiva sul calcio d'angolo, momento di difficoltà del Taloro in questo finale, lo mancano 10 minuti più recupero al triplice fischio, nonostante l'inferiorità numerica spinge i punti perché deve recuperare comunque un gol. Falchi, Luiu mette fallo. Dai, finire anche un su 3, se no no, fa male. Forzati, carica lui nella battuta. Mele sponda, prolungare il lancio, poi Valpablo, duello con Mattia Fadda, fallo del 15 del Taloro. I punti
Un altro cambio, il quarto della partita, pure Alessandro Piras dentro Principe Lorenzoni. un attaccante, allora rischia qualcosa in più Cosimo Salis in questo finale. Qui sul fondo invece la punizione battuta da lui, sempre a cercare in qualche modo la porta anche da dietro la linea di metà campo. Posizione di Cosimo Salis, ancora il secondo portiere Santoro, Marco Urgas, Andrea Usai, Stefano Usai e Antonio Borrozzo. Potrebbe essere l'arma per il finale. Non ci sarà da portare l'ultimo assedio nell'area del Taloro. Al momento solo 2 cambi invece per Mister Fadda, con gli ingressi di Mattia Fadda e Filippo Litarru. Fois terra sul contatto con Valpablo. Qui ancora Valpablo protagonista, con l'arbitro che deve immediatamente separare i due in campo. Panchina per il Taloro, a disposizione per subentrare in questo finale il secondo portiere Mozzo, poi Porcu, Salvatore Meloni, Antonio Currelli, Giuseppe Sedilesu, Fabio Camarotta e Antonio Corona. Falchi riceve sulla sinistra, Ceffini che deve dare una mano, riesce a riconquistarla, poi osa anche il dribbling in una posizione di campo complicata. Qui Illy Punti anche con una bella triangolazione prova ad uscire dalla pressione. La chiusura di Antonio Fadda, altro colpo di testa del 3, poi sgomitata di Valpablo e Dani Di Falchi. Si accende anche perché Valpablo non è la prima volta che è protagonista di questi contatti. Può dire che il pubblico l'ha preso sicuramente di mira, ma anche i giocatori in campo del Taloro vanno spesso a cercarlo. Alla fine arriva il giallo per Valpablo, per la gomitata ai danni di Falchi. Dopo De Lussu, ammonito anche Valpablo, con lui che prova a calmare il suo centrocampista. Falchi il ghiaccio a bordo campo, volendo può restare, comunque rientrare prima della volta del calcio di punizione, proprio perché Valpablo è stato ammonito. Punto di battuta ci sono Castro e Mattia Fadda. Fadda con il destro, Castro col mancino. Ancora fuori Falchi, va Castro a cercare sul secondo palo Litarru, destro al volo Litarru, poi ruba il pallone a Luiu, prova a prendere il fondo, grande chiusura di Ruiu, poi ancora Luiu, cercato Oggiano, posizione centrale, e poi qui si agganciano Litarru e Ruiu. Ancora a fare da pacere Claudio Pili. Vita che si sta incattivendo. Partita aperta, partita combattuta, partita vera. E Illy Punti sta provando a giocarsi fino alla fine sul campo, dicevamo, di una delle pretendenti, una delle 4 alla fine pretendenti alla vittoria in questo campionato di eccellenza.
molto avvincente anche nella lotta a salvezza con il Lipunti che si è risollevato dopo un girone d'andata difficile. Luiu qui sventagliata dalle parti di Oggiano, leggermente lunga. Forzati a battere lui, il rinvio dal fondo andrà a lungo, ricerca probabilmente di Mele, uno dei migliori saltatori, l'ha fatto vedere anche nel gol del momentano 2-0 il capitano del Taloro, cercato infatti proprio Mele, lui riesce ad anticiparlo, poi Secchi non la controlla, è rimasto a terra il centrocampista del Taloro. Secchi non passa il pallone dove c'è Ruiu, poi anche Madeddu a dare una mano. Litarru, Luiu che protegge la rimessa laterale. All'alzata male della casa, poi di testa ancora dove c'è Castro, Fini la legge, la controlla, non trova il tunnel per servire Viale, deve allora tornare su Falchi, raddoppiato in zona calcio d'angolo, trova la deviazione Falchi, porta a casa il corner, mentre forse è il momento di un altro cambio per il Taloro. Terra, un giocatore, dovrebbe uscire Fois, proprio il giocatore è rimasto a terra. Con il numero 18 Antonio Corona. Terzo cambio dopo gli ingressi di Fadda e Litarru. Parte il calcio d'angolo, cercare il secondo palo, molto potente, molto tagliato. Il Punti è riuscito a spizzarla via, anzi ultimo a toccare è stato un giocatore del Taloro. Fini, Madeddu, fine la rimessa laterale per il Taloro. Cambiata la scelta, non perché il pallone è poi riuscito, a giudicare dalla posizione in cui viene ripreso il gioco. Litarru qui cerca il dribbling, non passa, Fini provare ad avanzare, il pallone è una via di mezzo per Madeddu e Valpablo. Risultato, rimessa laterale per il Taloro, noi siamo a 30 secondi dal recupero. Ci aspettiamo sicuramente corposo anche per il tempo perso sul rosso ai danni di Tenerelli. A terra Madeddu, calcio di punizione per il Lipunti con Litarru che allontana la sfera. Luiu a centrocampo, vediamo qua se arriva la segnalazione del recupero. Luiu, il lancio per il colpo di testa, i minuti di recupero saranno 4, Forzati controlla e anticipa in uscita Madeddu. Fino al 49esimo si gioca, Forzati ancora a terra con il pallone in mano, si rialza, estremo difensore, squadra di casa, può giocare con i piedi, aspetta la pressione di Oggiano per andare poi al rinvio a cercare
Mele, prima di lui Fadda, poi Litarru. Prova ancora Litarru, limite dell'aria, spazio per il destro, Luiu Mura e Murru non evita il calcio d'angolo. Vediamo se la gioca il Taloro o la tiene lì vicino alla bandierina. Gara sofferta. La tiene lì Mele, poi va nuovamente al cross Fadda, troppo su Murru, altezza primo palo, al rinvio il portiere del Lipunti con Oggiano che la mette giù, poi Lorenzoni letteralmente buttato a terra, non si gioca, Fini, cercato Oggiano, ancora a terra Corona, un Fini che batte comunque la rimessa laterale. Viale vicino alla bandierina, cerca di conquistare il corner, rinvio dal fondo invece per Forzati, colpo di tacco che non trova deviazione, mentre si rialza il numero 18, ci appare comunque dolorante. Ne sono andati via i primi 2 minuti di recupero, ne restano altri 2. Luiu controlla il pallone dopo il fischio che va ancora contro il Taloro. C'è di punizione nella metà campo dei Lipunti, un Luiu che può andare alla solita sventagliata lunga. Tutti i giocatori dei Lipunti o quasi al limite dell'area di rigore del Taloro. Qui il colpo di testa a prolungare il lancio di Oggiano che non trova l'inserimento di Dalla Casa, neanche quello di Lorenzoni. Un altro minuto se n'è andato, ne resta 1. Forzati prova a guadagnare qualche secondo. Alla Casa commette fallo su Mele. Alla giocata corta con Fini che riesce solo a toccare il passaggio. Recupero che sta scadendo adesso, Taloro che resta in proiezione offensiva. Mele se la porta vicino alla bandierina, fischia 3 volte l'arbitro, il Taloro Gavoi vince 2-1 contro il Lipunti. I gol segnati nel primo tempo, tutti nel primo tempo, la sbloccata Falchi, il raddoppio di Mele, poi a fine primo tempo è riuscito a accorciare le distanze Luiu. Nella ripresa non è arrivato il forcing finale degli punti per il 2-2 in una gara bella ed entusiasmante. Io ringrazio Francesca Assini per le immagini, qui da Gavoi per Roberto Carta è tutto, l'augurio di una buona serata con i programmi di Directa Sport.